Eder. Mech. Pallister. Il 31 dicembre 2021, come d'abitudine quasi quotidiana, ho portato il mio cane di taglia media all'interno del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico del rione di San Giovanni. Verso le 13:45 di quel giorno sono passata nella zona in cui avevo poi appreso dalla stampa che era stato trovato il corpo di Liliana Resinovic. In particolare, quel giorno sono entrata in quell'area dall'accesso sito in via San Cilino, non quello principale, ma quello posto sopra la stazione dei Carabinieri di Guardiella. Una volta all'interno ho gironzolato un po' fino a raggiungere la palazzina della centrale termica e quindi sono salita lungo il terreno asfaltato. Giunti nei pressi della zona boschiva ove, come ho già detto, veniva poi trovato il corpo della donna, il mio cane ha avuto un impuntamento. L'animale voleva entrare all'interno di quella zona boschiva ma io, dopo averla lasciata un po' gironzolare pur tenendola al guinzaglio, l'ho dissuasa e l'ho portata in un'altra zona per poi ridiscendere e uscire dallo stesso varco da cui ero entrata. Voglio aggiungere che nel percorrere la strada in senso inverso, giunta all'altezza della centrale termica, ho avuto la sensazione di essere osservata. Mi è sembrato di scorgere un movimento nel telo che era stato messo in quel luogo per delimitare dei lavori in corso. Io mi sono subito allontanata perché quel parco è frequentato anche da drogati. A quell'ora c'era luce ma non ho visto altro. Sono passata da quella zona altre volte, anche nei giorni precedenti, ma il cane non ha mai avuto questo tipo di impuntamenti. Solo quel giorno me l'ha fatto. Aggiungo che il mio cane ha avuto nuovamente interesse verso quella zona dopo il ritrovamento del corpo di Liliana che io non conoscevo. E non conosco nessuna delle persone legate a questo caso. Mi è parsa strana la circostanza che ieri, sempre passeggiando con il cane all'interno del comprensorio ex OPP, l'animale mi ha condotto in una zona posta nei pressi del luogo del ritrovamento del corpo, contraddistinta da una montagnola di terra con alla sua base un alveare. Poi volevo segnalare che il giorno 2 gennaio US, domenica, ho notato che la palazzina diroccata posta alla fine del roseto del parco aveva la porta aperta a differenza dei giorni precedenti che era invece chiusa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.